I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba per spegnere le fiamme divampate intorno alle 2 all'interno del locale depurazione dell'azienda Orafa Crisos, Officina Bernardi. Siamo in via Vallina Orticella a Borso del Grappa. Per domare il rogo e impedire che l'incendio si propagasse al resto dello stabilimento sono state impegnate squadre di pompieri da Castelfranco Veneto, Asolo, Treviso e Bassano. Probabilmente sarà stato un fenomeno elettrico, non lo sappiamo, non siamo neanche in grado di capire. Adesso stiamo iniziando, in questo istante stiamo iniziando lo sgombero, quindi dopo vediamo come è successo. In attesa di far luce sulle cause del rogo, la Crisos fa la conta dei danni, alla luce anche di quanto emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina con i tecnici del comune e dell'impresa costruttrice. Sul posto anche i carabinieri. Sicuramente abbiamo dei danni importanti. L'importante è che l'attività resti ferma il meno possibile e comunque adesso non dobbiamo ancora fare noi una stima dei danni. Il danno si è sviluppato in una zona non produttiva, perciò in una zona di depurazione delle acque dove c'è una grande caldaia, che però ha provocato un'esplosione con danneggiamenti alla struttura interna. Altro aspetto da sottolineare è che il reparto interessato da questo incendio non ospitava elementi di inquinamento ambientale, pertanto questo facilita sicuramente la ripresa dell'attività e naturalmente i tempi saranno quelli necessari allo sgombro, a un ripristino, a una riqualificazione. Fortunatamente nell'incendio nessuno è rimasto ferito. Gli operai sono già al lavoro per le operazioni di sgombero e di ripristino dei locali interessati dalle fiamme. La speranza di tutti, proprietà e dipendenti, è di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Si ritiene che, alla luce di quanto si è potuto valutare in un primo sopralluogo, il capannone non abbia strutturalmente subito dei danni. I danni sono causati appunto da questa esplosione, da danni ai serramenti e dall'enorme quantità d'acqua necessaria per spegnere l'incendio e domare l'incendio.